Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno carissimi. Ok, possiamo iniziare il culto. Pensiamo che sarà il nostro ultimo culto presenziale quest'anno e dopo soltanto a gennaio e non nella prima domenica. E sappiamo che Dio è nel controllo di tutto, Dio si fa presente in questa storia e stiamo vivendo un momento unico. Ma oggi siamo qua e almeno fino alle ore 14 non dico, ma dobbiamo partire prima, soprattutto con i fratelli e sorelle di Belluno, che devono partire molto di prima. Ma siamo qua per adorare il nostro Dio. Questo periodo di Natale, un periodo nuovo, un periodo diverso per tutti noi, ma è un periodo molto prezioso perché questo ci fa vedere i valori della vita e tanti valori importanti. E oggi siamo qua per adorare il nostro Dio. E è bello stare insieme con i nostri fratelli e sorelle e non sappiamo quando sarà la prossima volta, ma è importante vivere questo momento con gioia. Vivere questo momento perché noi conosciamo il Salvatore, noi abbiamo visto con i nostri propri occhi l'esperienza di Cristo Gesù nella nostra vita. E è quello che vorrei oggi condividere con voi all'inizio di questo culto, una conoscenza con i propri occhi. Ieri, mentre stavo facendo un studio con i ragazzi, e c'era un brano di Giobbe, e questo brano è capitolo 42 di Giobbe. Giobbe 42, se tu non sai dov'è, basta andare in Salmo numero 1 e tornare una pagina. Ma Giobbe 42 dice così, versetto 5: Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Quanta differenza tra ascoltare e vedere con i propri occhi. Quando eu vedo questa storia qua e do nostro Dio, di Gesù, noi possiamo mettere in modo molto più semplice. Un concetto che tu hai di una persona è basato su quello che tu hai visto con i propri occhi o quello che tu hai ascoltato degli altri. Tante volte noi facciamo un preconcetto perché ascoltiamo quello che dicono di una persona, dell'altra, ma con i nostri propri occhi non era proprio quello. E facciamo un pregiudizio fortissimo contro una persona perché ascoltiamo, ma non abbiamo visto. O quanto è prezioso avere una conoscenza con i propri occhi e di là avere questa nuova storia o fare veramente un concetto giusto. Quando Giobbe stava dicendo, eu te conoscevo soltanto di ascoltare di te, nonostante che Giobbe era un uomo timorato da Dio, ma adesso gli occhi hanno visto, con una esperienza molto difficile, mai visto. E c'è un personaggio no Novo Testamento che anche lui ha avuto un'esperienza di vedere coi propri occhi a Cristo Gesù. E questo personaggio è Simeone. Ora, mio Signore, Luca 2, 29. Ora, ó mio Signore, tu lasci andare in pace tu servo secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. I miei occhi. La esperienza con Dio, la esperienza con Gesù è personale. I miei occhi. La esperienza di un concetto giusto è personale. I miei occhi. Così, se tu conosci Gesù come un'esperienza personale che i tuoi occhi hanno visto, è un momento di godere questo momento di lode, adorazione, questo culto. È un momento di vivere questo periodo con tanta gioia. Se tu hai sentito parlare soltanto di Gesù, che il tuo cuore possa aprirsi a Lui e dire: Dio, eu non vorrei vivere un'esperienza soltanto di conoscenza dagli altri, ma un'esperienza con i miei propri occhi. Perciò che Cristo Gesù possa essere un'esperienza nella tua storia, nella tua vita, di vedere coi propri occhi chi è Gesù. E noi stiamo iniziando questo culto, come ho detto all'inizio, forse l'ultimo culto presenziale quest'anno. E noi vogliamo vedere coi propri occhi chi è questo Gesù per noi. Possiamo pregare in questo momento? Chiudi i tuoi occhi, ma apri gli occhi spirituali del tuo cuore per vedere un'esperienza con questo Gesù. Preghiamo. Nosso Padre,
Ti ringraziamo perché possiamo essere qui questa mattina, la libertà di offrirti questo culto. Ti ringraziamo, Padre, o quanto è prezioso avere un'esperienza personale con te, con i propri occhi. Grazie, oh Padre, perché tu ci sei in mezzo a noi. Tu ci sei qua, oh Padre, e è in mezzo a noi che noi vogliamo in questo momento offrirti un culto con l'adorazione, con gioia, con piena di allegria, Padre. Grazie, oh Padre, perché noi possiamo contemplarti con i nostri occhi, la tua grandezza e il tuo grande amore. Questo culto, oh Padre, per te, la nostra offerta per te, e la nostra gioia in te. È un culto, Padre, che oggi possiamo fare in modo presenziale ancora qua, insieme con tutti i nostri fratelli e sorelle, ringraziandoti, oh Padre, per questo anno che abbiamo vissuto. E grazie, oh Padre, nel nome di Gesù offriamo-ti questo culto. Amen, Signore. Amen? Possiamo stare in piedi, cantiamo, il nostro Dio è in mezzo a noi, e Dio è qua, e è Lui che offriamo tutto questo momento di adorazione e gioia. Cantiamo e adoriamo, nonostante che c'è la mascherina, ma tu puoi aprire la tua bocca sotto questa mascherina e adorare il nostro Dio. Cantiamo, adoriamo.
che possiamo proclamare questa gloria, questo Dio meraviglioso, che anche in mezzo alle difficoltà della nostra vita, noi siamo qui per adorare il vero Dio, il Dio vivente. Amen? Che possiamo credere in Lui, perché la sua parola in Romani 10:11 dice: chiunque crede in Lui sarà deluso. Io credo in questo, tu credi? Che tu non sarai mai deluso dal nostro Dio, perché Lui è fedele, Lui è grande, è potente, e in mezzo a tutto questo che succede attorno a noi crediamo in un Dio che è meraviglioso, che è potente, che è nel controllo della nostra vita e di ogni cosa che succede. Amen. Adoriamo il nostro Dio. Alleluia. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché sono tuo e tu sei mio.
con fede, credendo che Lui può fare ogni cosa nella tua vita. Alleluia. Perché sono tuo e tu sei mio, 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 perché sono tuo e tu sei Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, te mi arrenderò. Se accanto a te sarò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, oh Signore. Tu sei degno di lode. Solo in te confiderò, di nulla temerò, avanti io andrò, poi io so che vivo sei e un giorno tornerai, in cielo mi porterai, per sempre regnerai, alleluia. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, te mi arrenderò. Se accanto a te sarò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, oh Signore. Tu
Signore, noi te lodiamo. Grazie, Signore, perché possiamo sentire la tua presenza in mezzo a noi. Grazie, Signore, perché possiamo sentire un pezzettino, Signore, della tua gloria. Alleluia, Signore, grazie, Signore, perché in mezzo, Signore, a tutte queste cose che succedono, noi possiamo sentire la tua presenza, noi possiamo sentire il tuo tocco, Padre. Noi possiamo sentire, oh Padre, che tu, Signore, sei con noi in ogni momento, Padre, che ci guarisce, che ci sostieni, che prendi cura, Signore, della nostra vita, della nostra famiglia. Grazie, Padre, per questo momento, Signore, al quale possiamo adorare te, cultuare, Signore, offrire un culto a te, oh Padre. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Quando Dio ha terminato la sua creazione, nella parola di Dio ci ha riportato un'espressione molto profonda. Ossia, Dio ha detto Dio vide che tutto quello che aveva fatto era molto buono. Questo non si riferisce soltanto alla perfezione di quello che Lui aveva creato, ma si riferisce anche alle relazioni che Lui aveva creato, ossia delle relazioni perfette, una relazione perfetta tra l'uomo e Dio, una relazione perfetta tra uomo e bene. La storia all'inizio, quasi subito, è andata molto male. Ok? Capitolo 3 di Genesi ci racconta una storia che è la triste storia dell'umanità. E se noi analizziamo bene la parola di Dio, noi troviamo i 2 capitoli in cui noi ritroviamo questa armonia. Sono i primi 2 capitoli iniziali di Genesi e gli ultimi 2 capitoli finali di Apocalisse, ossia dove le relazioni erano e sono e saranno perfette. Ma qualcosa Dio ha fatto di straordinario quando ha mandato il suo figlio Gesù qua sulla terra. Ossia, Dio ha in qualche modo, attraverso la vita di Cristo, quel bambino piccolo, innocente, il primo bambino che nasceva con una vita spirituale dentro di sé, ha cominciato a ristabilire le relazioni tra se stesso e gli esseri umani, una relazione spirituale, ed è quello che noi abbiamo bisogno. E noi vogliamo oggi considerare almeno 3 cose che erano racchiuse nel bambino Cristo Gesù quando Lui è nato. 3 principi fondamentali perché noi possiamo capire quanto era grande quello che Dio stava facendo attraverso la nascita di Cristo. Ma io vorrei pregare con voi prima affinché il Signore ci parli questa mattina e ci possa dare vero cibo per la nostra anima. Ok? Preghiamo che il Signore possa parlarci. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, noi ti chiediamo, Signore, di intervenire con potenza e con grazia nel nostro culto, Signore. Abbiamo lodato al meglio delle nostre possibilità, al meglio del Signore della nostra adorazione. Adesso, Signore, vogliamo ascoltare la Tua parola e che Tu possa, Signore, veramente darci quello che serve. Spirito Santo di Dio, ti chiediamo di interpretare la Tua parola alla necessità di ciascuno di noi. Il Tuo gregge, Signore, è arrivato qua questa mattina in aspettativa, Signore, di cibo e di guida. Signore, Tu conosci il cuore di ciascuno di noi.
Tu sai di cosa abbiamo bisogno, confidiamo in te. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cristo Gesù come promessa di Dio. Andiamo alla prossima slide. Ho scelto un testo per parlare di questo principio che si trova. Possiamo mettere la slide? Grazie. Un bambino che porta la salvezza come promessa di Dio. E io ho scelto questo testo biblico che si trova subito all'inizio del libro di Genesi, al capitolo 3, che i teologi chiamano il proto-evangelo, ossia il primo evangelo, la prima cosa che Dio ha promesso agli uomini subito dopo che gli uomini hanno peccato, subito dopo che gli uomini hanno disobbedito e fallito in quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Vi ricordate che cosa Dio aveva chiesto all'essere umano? Non mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male, perché se mangi di quel frutto tu morirai. E il Signore Gesù ha dato questo comandamento come una protezione a Adamo ed Eva, come protezione al genere umano. Era un limite che Dio aveva dato affinché l'essere umano potesse essere protetto spiritualmente, ma come noi ben sappiamo quel comandamento è stato trasgredito da Adamo ed Eva e subito dopo loro sono caduti nel peccato e hanno cominciato una storia che praticamente continua fino ad oggi. Ma il Signore in quel caso, subito appena loro hanno fallito, ha fatto questa promessa che è questa, ossia, leggiamola bene: io porrò inimicizia, ossia Dio stava parlando al serpente, io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. È la prima promessa della nascita di Cristo che il Signore Gesù ha dato subito dopo la caduta di Adamo ed Eva. Ed è importante questo momento, capire il momento in cui Dio ha fatto questa promessa. Dio ha fatto questa promessa esattamente dopo che Adamo ed Eva avevano fallito, avevano sbagliato, avevano trasgredito il comandamento di Dio. Allora non so se ti rendi conto di questo: quando l'uomo fallisce, Dio fa la sua disciplina, ma subito dopo fa una promessa. Allora questo rappresenta benissimo il carattere del nostro Dio. Ti ricordi di Abramo quando ha fallito ed è andato in Egitto perché c'era la siccità nella terra promessa? Lui è andato là, ha raccontato delle bugie al faraone e subito dopo: Abramo, non ti preoccupare perché io sarò il tuo Dio. La stessa cosa è successa a Davide quando ha peccato, ha adulterato e ha fatto un omicidio con il suo generale e ha adulterato con Betsabea. Allora lui che cosa fa? Dio lo disciplina, gli fa morire quel figlio che stava nascendo da Betsabea, ma subito dopo lo consola con una promessa. E gli dice: non ti preoccupare perché la tua progenie regnerà per sempre sul trono di Israele. E ti ricordi di Pietro nel Nuovo Testamento, quando lui tradisce il Signore Gesù per 3 volte, rinnega Gesù per 3 volte, che cosa Dio fa? Non ti preoccupare Pietro, tu cadrai, ma io ho pregato per te, prenditi cura del mio gregge. Cari miei, sapete che cosa rivelano questi testi e queste esperienze di grandi uomini di Dio? Che i nostri fallimenti ci sono, esistono e a volte sono troppo brucianti, troppo difficili da sopportare, ma c'è una promessa per noi che si chiama Gesù Cristo è il Signore e Lui è nato per curare i nostri fallimenti. Posso dirti questa frase che vorrei che tu la registrassi molto bene. Mentre pregavo ieri, il Signore mi ha detto: di questo e registralo per bene. Cristo è la nostra vittoria dopo i nostri brucianti fallimenti. A volte quando noi falliamo, sapete che cosa vogliamo fare? Vogliamo recuperare tempo, vogliamo recuperare quell'opera che abbiamo sbagliato, vogliamo vincere di nuovo. Non c'è bisogno di vincere perché la nostra vittoria si chiama Cristo Gesù, il Signore. Amen. Non c'è bisogno di dimostrare niente perché Lui sa che noi siamo fallimentari. Ma il Signore dice: quel bambino è nato
perché io ti voglio dare la vittoria e questa mia promessa che dura dall'eternità adesso è con te. Se tu vuoi sperimentare la vera vittoria, se tu vuoi sperimentare la promessa di Dio che è stata fatta fin dall'eternità, basta che tu faccia parte di Cristo dei tuoi fallimenti. Sapete, noi abbiamo una tendenza umana molto comune che è quella di essere delle persone religiose, ok? Noi vogliamo nascondere i nostri fallimenti dietro attitudini religiose. A volte ci accontentiamo di andare in chiesa, di assistere a un culto, a volte ci accontentiamo di andare alla preghiera oppure di andare a uno studio biblico. Ma questo non è altro che il risultato di un profondo rapporto che noi dobbiamo avere con Cristo. E Cristo è nato proprio per questo, per avere un rapporto personale con me e con te. Ti ricordi che cosa ha fatto Adamo, che cosa ha fatto Eva? Appena ha peccato si è andata a nascondere e si è messo una foglia di fico, quella rappresenta la religiosità umana. E Cristo dice: io ti conosco, so qual è il tuo fallimento, ma io ti amo così come sei e Cristo è venuto per questo, per amarti per come tu sei e io sono il tuo Signore. Cristo è la comunicazione dell'amore di Dio agli esseri umani e quando quel bambino è nato, perché c'è stata quella luminosità? Perché la gloria di Dio si è rivelata attorno a quei pastori? Esattamente per questo. Perché quei pastori, come tutti gli altri esseri umani, vivevano nelle tenebre spirituali, ma il Signore si è presentato a loro e ha detto: io ti conosco, io so chi tu sei e ti amo esattamente per come tu sei. Che meraviglia che è questo messaggio. Dio mantiene le sue promesse. Dio mantiene le sue promesse, non dimenticartelo, Dio non ti ha dimenticato. Cristo Gesù è la dimostrazione che tu sei nella mente di Dio. La sua nascita rappresenta il fatto che il tuo nome è scritto dall'eternità e per l'eternità nel libro di Dio. E Dio dice: ecco qua, questo è il mio figlio che scriverà il tuo nome sul libro della vita attraverso il suo sangue. Questo è il messaggio di Dio per me e per te. Cristo è una promessa di Dio. Ma non soltanto questo, Cristo è la redenzione di Dio. Ci sono tante cose che succedono nella vita di un uomo quando Cristo Gesù entra a far parte di quella vita. Sapete che più di 30 realtà teologiche, soteriologiche nascoste succedono nel cuore di una persona. Per esempio, insieme a Cristo, quando noi lo riceviamo come personale Salvatore e Signore, noi siamo unti, siamo sigillati, siamo santificati, siamo glorificati, siamo giustificati, siamo morti, siamo risuscitati, siamo seduti nei luoghi celesti. Ossia, Dio realizza talmente tante cose nella nostra vita che noi neanche ce le immaginiamo e tutte hanno una valenza altissima. Ma c'è una parola che è una delle parole più importanti in teologia, perché ha un significato molto profondo, che è la parola redenzione. E io vorrei leggervi un testo che si trova in Luca capitolo 2, da 36 a 38, dove c'è contenuta questa parola e questa profetessa di nome Anna ci rappresenta proprio bene che cosa significa la parola redenzione. Dice così: vi era anche Anna, figlia di Panuel, profetessa figlia di Panuel, della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta col marito 7 anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno, con digiuni e con preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Sapete che cosa vuol dire la parola redenzione? Perché a volte noi incontriamo delle parole nella Bibbia che sono un pochino misteriose, no? La parola redenzione, sta attento a quello che ti dico, significa rivendicato come diritto di proprietà.
Ossia, Cristo è venuto sulla terra, ha guardato me e ha guardato te, è andato dal Padre e ha detto: questo mi appartiene, questo è mio e nessuno lo può toccare. Ti ricordi quella promessa di Isaia quando dice: quando tu passerai per delle acque, tu non affogherai. Quando tu passerai per il fuoco, non ti consumerai, perché tu sei la pupilla del mio occhio. Tu ti rendi conto di quanto sei prezioso per Dio? Redenzione significa: io prendo quell'anima, prendo quella persona e la santifico perché lei è mia e io lo voglio mettere al mio servizio. Prezioso, sei una perla sulla corona del nostro Dio. Questa vedova aveva ben ragione di parlare della parola redenzione. Sapete perché? Le vedove avevano una vita complicatissima nel popolo di Israele. Se tu vai in tutto l'Antico Testamento, Dio si lamenta sempre con i sacerdoti, Dio si lamenta sempre con i responsabili dell'amministrazione del Tempio. Perché? Perché trascuravano le vedove e trascuravano gli orfani. Sapete perché? Perché le vedove che rimanevano vedove, e questa era una vedova da tantissimi anni, i religiosi prendevano la sua tutorialità legale e molto spesso, sapete che cosa facevano? Dilapidavano tutti i beni della vedova, ossia la vedova non rimaneva neanche con il sostento per vivere. Ma qua c'è una donna straordinaria, una profetessa che Dio usava per predicare la sua parola, e qua faccio una parentesi: chissà che le donne non possono diventare delle predicatrici. Non so come mi guarderà il pastore Caio, ma leggendo questo testo mi è venuto il dubbio che le donne possono fare il pastorato. Non ho detto che sono arrivato a questa conclusione, ok? Ma è una parentesi. E a volte le donne predicano molto meglio degli uomini. Ma ti posso dire una cosa: questa donna che ha sofferto tutta la vita e serviva il Signore giorno e notte, amava il Signore con tutto il suo cuore, era una persona sola, era una persona che non si sentiva appartenente a nessuno e a niente, ma il Signore ha detto: tu sei mia, tu appartieni a te e io ti uso per la mia gloria, per predicare la mia parola. Basta sentirsi delle persone inutili, basta sentirsi delle persone che non hanno valore, perché Cristo ci ha valorizzato quando ci ha redento, perché Lui ha detto: tu appartieni a me, e Lui sceglie bene. È vero o no? Ha scelto bene con te il Signore. Tu non sei un errore di Dio. E quando Cristo è nato ha dimostrato il tuo valore. Allora c'è una cosa, voi sapete che c'è una statistica che i sociologi hanno fatto che dice che il 75% dell'umanità ha grossi problemi di autostima, ok? 75%, ossia se noi facciamo il conto in questa sala, se siamo circa in 100, 75 persone di queste hanno grossi problemi di autostima. E a volte noi ci chiediamo: Signore, ma che valore ho io per te? Che valore ho io per il mondo? La risposta è: tu hai lo stesso valore che Cristo ha pagato sulla croce. È poco? Dio ha dato il meglio per te. E tu non devi sentirti una persona inutile, ma devi sentirti una persona che può essere usata da Dio con potenza e con grazia, perché Cristo l'ha dimostrato attraverso questa vedova. Più di 80 anni aveva e predicava con forza la parola di Dio. Lasciati usare dal Signore, lascia che Dio prenda il tuo cuore, prenda la tua anima, la tua mente, la tua lingua, i tuoi sentimenti e ti usi. Questa donna, appena sentito parlare che Cristo era nato, ha cominciato a predicare a tutti, perché aveva fatto un incontro personale con Cristo, perché si sentiva finalmente una donna con un valore personale. A volte noi ci nascondiamo dietro la nostra foglia di fico: ah Signore, ma io non sono capace di parlare, non sono capace di predicare. Io vorrei che mia moglie potesse un giorno
dare una testimonianza di cosa io ero appena convertito. E quando Dio mi ha detto, tu predicherai la parola di Dio, ho detto, Signore, qualcosa non funziona, perché no, davanti alla gente io non predicherò. E oggi Dio mi usa e mi ha dovuto per anni convincere, per anni, perché io avevo un grossissimo problema di autostima bassa. Io ce l'avevo. Ma il Signore mi ha detto, ok, adesso ti dimostro quando tu vali per me. E a volte noi non ci esponiamo perché pensiamo di non valere nulla. Il Signore ha detto, io ho fatto un investimento nella tua vita e vorrei che tu capissi che tu sei una persona che vale tanto sì per me, perché io ho dato la vita di mio figlio per pagare il prezzo del peccato che tu hai fatto. Redenzione. La redenzione, Cristo è nato per darci redenzione, per essere rivendicati come diritto di proprietà. E ultimo, un terzo principio che io trovo qua, è un testo bellissimo che hanno annunciato gli angeli quando loro hanno annunciato la nascita di Cristo a quei pastori. Questo testo dice, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Questo bambino è un bambino che porta la salvezza come pace di Dio. C'è una cosa che se tu togli all'essere umano impazzisce, che è la pace, è vero o no? Quando tu sei in angoscia, quando c'è quel buco nello stomaco che non riesci a avere pace, hai mai provato quella sensazione? Questa è la cosa che succede quando io e te pecchiamo. Appena tu pecchi, appena tu fai un pensiero cattivo, appena tu parli male di qualcuno, appena tu fai qualcosa che non gradisce a Dio, comincia una sensazione qua nel centro dello stomaco, è vero o no? Sapete che gli ebrei, loro identificavano la sede nella vita nelle viscere, nell'intestino e nello stomaco. Ed è lì proprio che quando la vita viene a essere disturbata comincia a succedere qualcosa. Voi sapete che l'intestino è considerato il secondo cervello del corpo, ok? Perché è proprio lì che si maturano le sensazioni di quello che io e te facciamo durante la giornata, no? E quando tu togli la pace a un essere umano, quell'essere umano impazzisce. Ma Dio dice attraverso la nascita di Cristo, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Ti voglio fare una domanda. Ti sei mai fatto nella tua testa la differenza tra cos'è pace con Dio e pace di Dio? Pace con Dio e pace di Dio. Sono due cose completamente diverse. Allora, la prima, pace con Dio, è un'opera esclusiva di Dio nella tua vita attraverso la nascita di Cristo. La pace di Dio dipende dal fatto che Cristo ha fatto quella cosa e ha dato la sua vita per me e per te. A quel punto, quando tu hai ricevuto Cristo come personale Salvatore e Signore, tu puoi avere la pace di Dio, ma non è detto. Dipende da tante cose. E purtroppo dobbiamo fare come predicatori una grossa autocritica. Quanti predicatori invece di predicare la libertà in Cristo predicano una religiosità vuota, sterile, fatta di regole che non servono assolutamente a niente se non decaricare dei pesi sulle spalle delle persone. È quello che facevano i farisei al tempo di Gesù. Gesù è arrivato in un momento della storia di Israele in cui la religiosità era qualcosa di talmente estremo che le persone non avevano rapporto tra di loro. Era una società di discriminati. Discriminati erano gli orfani, discriminati erano le vedove, discriminati erano i malati, discriminati erano i samaritani, discriminati erano i pagani, tutti erano discriminati, uno discriminava l'altro e i farisei caricavano pesi sulle spalle delle persone. E il Signore dice, io sono venuto per darti pace.
tranquillo, pago io per te, pago io per te. Voglio leggerti un testo biblico bellissimo che l'Apostolo Paolo ha scritto qualche anno più tardi, dopo la morte di Cristo, nella lettera ai Colossesi. Dice così: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Non è finita qua, ma voglio fermarmi qua un attimo. Tutti i nostri peccati, ossia i peccati del passato, i peccati di oggi e i peccati che io farò fino alla fine della mia vita. Che cosa dice la parola di Dio? Che Cristo ha perdonato tutti i miei peccati. Allora tu vai nella presenza di Dio per confessare una bugia, per confessare un fallo, e sapete che cosa Dio fa? Permettetemi di fare questo, è un'immagine, non so se è così veramente, ma io mi sento così quando vado alla presenza di Dio. Tu confessi e Dio dice: quale peccato, figlio? Non mi ricordo. Stai capendo quello che ti dico? Tutti i nostri peccati. C'è un aneddoto molto bello di un grande scultore italiano che si chiama Michelangelo. Sapete che Michelangelo è quello che ha scolpito il David, che è in centro là a Firenze, una delle sculture più belle e più realistiche del mondo. Allora lui aveva una scuola di scultura e lui generalmente prima di fare una scultura si sedeva di fronte a un blocco di marmo grezzo, ok, questo è un aneddoto che viene raccontato, scritto nei libri di storia, e lo fissava per almeno una settimana prima di cominciare a scolpire. E sai, c'erano i suoi allievi che passavano davanti, indietro, davanti a lui e gli dicevano: maestro, ma tutto bene? Perché è una settimana che tu stai guardando quel blocco lì, senza forma. E lui un giorno si alza e dice: io non sto guardando un blocco di marmo senza forma, io sto guardando la mia scultura finita. Prova a trasportarlo nel mondo spirituale, è così che Dio vede me e te. Dio vede me, Dio vede te e dice: tu sei la mia opera d'arte finita, non c'è difetto in te. Tutti i tuoi peccati dall'inizio alla fine sono stati perdonati, non c'è niente che tu devi fare in più o in meno, perché Cristo, quando è morto sulla croce, ha detto una parola che deve rimanere dentro di noi, che è questa: è compiuto, pagato pienamente, non c'è più niente che tu possa fare, sei la mia opera d'arte perfetta. Bellissimo. Cristo è morto ancora prima che noi potessimo fare qualcosa di buono. Cristo è morto mentre noi eravamo senza forza. Cristo è morto mentre noi eravamo ancora peccatori, Romani capitolo 5. Cristo è morto mentre eravamo ancora nemici. Abbi pace, perché Dio gradisce te come tu sei. Ogni tuo peccato è stato perdonato. Voglio terminare quel testo di Colossesi, capitolo 2, dice: egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Cristo ha portato in trionfo i suoi nemici. Ma Dio non si accontenta di trionfare sui suoi nemici. Dio vuole condividere la sua vittoria con me e con te. E la parola di Dio ci dice, voglio terminare con questo testo, che dice che noi siamo
più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Cristo, quel bambino che è nato, è la promessa di Dio dall'eternità e per l'eternità, per me e per te. Cristo significa redenzione. Dio ti ha rivendicato come diritto di proprietà e Cristo è la tua pace, perché ogni peccato è stato inchiodato sulla croce. Dal primo all'ultimo giorno della nostra vita tu sei pulito davanti a Dio. Amen, Chiesa. Cristo Gesù è nato per questo. Preghiamo. Io non so se tu sei venuto qua con un'aspettativa da parte di Dio. Io spero e credo, più che spero, credo che Dio ti ha parlato. A volte noi ci sentiamo delle persone totalmente inadeguate a vivere una vita cristiana. Quanti fallimenti, quante difficoltà, quante cose che noi sbagliamo ogni giorno, nei pensieri, nelle azioni, nei sentimenti, anche in quello che non facciamo, anche questi sono errori. E se c'è qualcuno qua che si sente a posto con Dio solo perché io faccio qualcosa di buono, allora non hai capito il messaggio di Cristo. Cristo è venuto per i malati, Cristo è venuto per le persone che dicono: Signore, non c'è niente di buono in me. E questo non è solo al momento della conversione. Ogni giorno noi dobbiamo dire: Signore, ho un profondo bisogno di Te, perché io sono fallimentare, ma in Te ho un valore eterno. Ricorda, Cristo è nato con già l'idea di dover morire sulla croce, e quel sangue che è stato versato ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Tu puoi dire: Signore, io appartengo a Te. Abbiamo cantato all'inizio e il Signore ci ha detto: tu appartieni a me. Signore, noi ti ringraziamo per queste sicurezze che noi abbiamo in quel piccolo bambino che è nato più di 2000 anni fa. Abbiamo la sicurezza che tu mantieni le tue promesse ogni giorno in Lui. Abbiamo la sicurezza, Signore, che noi apparteniamo a Te una volta per sempre e nessuno ci può togliere dalle tue mani, perché tu sei il nostro pastore. E alla fine, Signore, noi possiamo contare su di Te, perché Cristo è la nostra pace. In mezzo alle difficoltà, in mezzo alle sofferenze, in mezzo all'angoscia, è Cristo Gesù il Signore la nostra pace, è il nostro amico, è colui che è sempre con noi in mezzo a tutte le situazioni della vita. Signore, grazie, perché avevamo bisogno di questo, perché tu conosci l'essere umano e tu sai che non possiamo fare a meno di Te. Signore, grazie perché in Cristo è cambiata la storia e soprattutto, Signore, è cambiata la nostra storia. Grazie ancora, Signore, perché tu sempre ci dai parole che ci fanno bene. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém, Chiesa? É prezioso essere qui e lodare Dio in questo modo e ascoltare la sua verità, la sua parola. E oggi è un momento anche delle consacrazioni delle decime offerte. È l'ultima domenica per questo nostro maialino che stiamo appoggiando i nostri fratelli e sorelle siriani.
in tutta la sofferenza di una dopoguerra e i nostri missionari in Tagikistan. Se tu vuoi oggi, l'ultima domenica, inserire le offerte a questo maialino, e perché prossima settimana staremo aprendo e portando questa offerta ai nostri missionari e anche in Síria. È un momento della nostra responsabilità, décima le offerte, è un'obbedienza alla parola del Signore, non è alla Chiesa, non è ai pastori, la nostra coscienza è con il Signore e è con Lui che io obbedisco. E è quello che faremo adesso. Qual è il cantico? Santo, Santo, in piedi, tutti i santi possono adorare Dio cantando questo cantico e che possiamo fare questo momento con gioia e con allegria, con consacrazione a Lui. Cantiamo e offriamo. Amém? Nosso Padre, grazie per questo momento di adorazione, di consacrazione, di culto. Ti ringraziamo, Padre, o quanto è prezioso adorare, offrirti, oh Padre, stare insieme. Grazie, oh Padre, benedici la tua Chiesa, il tuo popolo. Le tue benedizioni spirituali siano con il tuo popolo oggi e sempre. E che possiamo vivere, Padre, questo periodo di festa, di Natale, riconoscendo questa pace, riconoscendo Cristo come il nostro Salvatore, riconoscendo, Padre, la nostra redenzione. Grazie per questo. E quanto è prezioso vivere il tuo messaggio vero come è. Ti ringraziamo, Padre, e questa profonda pace possa essere sempre nei nostri cuori, insieme con i nostri fratelli, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen? Potete accomodarvi? Staremo ancora cantando un'altra musica. Nostri fratelli e sorelle sono venuti da Belluno, è lontano, così loro oggi devono suonare novamente, cantare novamente. E è prezioso essere con loro qua. E lo so che loro alle 2 devono essere a casa, no? Ma non abbiamo finito il culto ancora. Ricordando, o culto di Natale já abbiamo registrato,
venerdì, perché tutta questa storia dei decreti abbiamo fatto tutto venerdì, e il 25 alle 10:30 noi staremo inserendo online su YouTube, sul canale della Chiesa, ok? Così non dimenticare, il 25 alle ore 10:30. Il culto di domenica 27 dicembre e 3 gennaio noi non possiamo fare presenziali, staremo registrando questa settimana, e così già le persone già stanno registrando queste canzoni qua, e stiamo lavorando per cercare di fare il meglio possibile in questa situazione, ok? Ma staremo con culto online il 27 dicembre alle ore 10:30 e il 3 di gennaio alle ore 10:30 sempre, ok? E il culto di Capodanno, domani con i pastori dobbiamo vedere come dobbiamo organizzarci per questo culto, e vediamo come sarà, come faremo questo per Capodanno. Ok, forse il prossimo culto presenziale soltanto 10 gennaio, ok? Já stiamo pensando di riaprire con Eliane e Belluno, ma ancora dobbiamo vedere tutti i decreti, se le cose si possiamo riaprire le altre comunità e anche come Padova. Ok, Capodanno, preghiera, non dimenticare, domani alle ore 21 staremo nelle nostre sale di preghiera. È bellissimo stare insieme con i nostri fratelli di tutte le nostre sedi a pregare, intercedere, e Dio sta facendo dei miracoli, perché le preghiere stanno succedendo. Quante risposte di preghiere sto ascoltando ogni settimana, e la gioia di vedere le persone pregando. Domani, per favore, alle 9 entriamo su Zoom e preghiamo, e vediamo questa ricchezza del Signore. Regolamento interno già abbiamo praticamente finito. È prezioso vedere i fratelli e sorelle che stanno parlando con noi, con i pastori, con i suggerimenti e con le altre informazioni. Così abbiamo fatto anche nuove alterazioni su quello che già abbiamo inviato a voi, e sono cose importanti. Perciò, per favore, cercate i vostri pastori per qualche suggerimento sul regolamento interno. Se tu non hai ricevuto, potete parlare con noi. Noi vogliamo fare l'assemblea forse il 10 gennaio per una proposta integrale, non è per discutere articolo per articolo. Sarà un'assemblea dove in 5 minuti dobbiamo approvare questo o non approvare il regolamento, ok? Non sarà un'assemblea per discutere il regolamento. Le discussioni saranno entro il 9 di gennaio. È in questo modo che stiamo lavorando per fare le cose un po' con ordine, ok? Così, se tu hai qualche dubbio, cercate i vostri pastori e staremo discutendo, parlando e chissà facendo qualche cambiamento. Dobbiamo fare questo in un modo preciso, corretto e con ordine, ok? Va bene, tutti ospiti, grazie della vostra presenza, che Dio ti benedica tantissimo e che tu possa uscire di qua pieno di questa gloria e la grandezza del nostro Signore. E grazie della tua presenza, della vostra presenza, e ci vediamo il prossimo anno, sì? Dio lo voglia, ok? E che possiamo finire questo culto cantando la musica. Ti ringrazio, Dio. Cantiamo, adoriamo il nostro Dio, possiamo stare in piedi, e per favore l'uscite per questa porta, ok? Noi dobbiamo seguire le ordini dei decreti, ok? Facciamo l'uscita di questa porta, ma cantiamo questa canzone e adoriamo il nostro Dio. E una buona domenica. Dio vi benedica. Ciao!